Forse ci siamo. Tra qualche mese, dopo l'estate per i fedelissimi, nella tarda primavera 2013 per Bastian Contrario, inizieranno i lavori di riqualificazione della statale Pontebana nei pressi del nodo di Santa Caterina. L'agognato passaggio a livello al chilometro 122, progressiva 256 della strada ferrata Udine-Venezia Mestre andrà finalmente in pensione, dopo la sua entrata in esercizio datata 20 luglio 1860. Da queste parti all'epoca sventolava l'Aquila Imperiale di Casa d'Austria. 152 anni di servizio con almeno 6 generazioni di friulani e foresti che l'hanno attraversato con tutti i mezzi disponibili, dal cavallo alle moderne autovetture. Sul finire degli anni 20 del secolo XX, una volta entrata in esercizio la strada statale 13 Tarvisio-Udine-Venezia, si era progettato la costruzione di un sottopasso che eliminasse il problema, ma la cosa non si realizzò a causa di vicende belliche. Finita la guerra, caduto il regime, con l'instaurazione della Repubblica e il progressivo processo di motorizzazione del bel paese, il problema passaggio a livello tornò d'attualità. Ma come vuole la prassi italica, tutto si arenò, colpa, secondo i ben informati, di un male oscuro chiamato burocrazia. Il 2012 sta per effettuare il suo giro di boa, siamo diventati europei, dunque che sia la volta buona? Pare di sì, ma il ni è sempre di rigore, nell'attesa. Fermi a un passaggio a livello, mi hai parlato di te in un modo che io